Bene, allora buonasera, cominciamo, qualche minuto di ritardo, ma insomma siamo puntuali. Questo è il secondo forum che tradizionalmente l'associazione 11 settembre organizza. Il prossimo ci sarà ai primi di giugno, poi dirò qualcosa. Questa iniziativa intanto è gestita insieme all'Accademia Olimpica e agli Strevi. Siamo ospitati dall'Accademia Olimpica e quindi ringrazio il Presidente che poi modererà il dibattito. Io prendo solo qualche minuto per aggiornare i nostri soci, ma anche tutti i presenti, sulle iniziative che abbiamo concluso, stiamo concludendo in questi giorni nelle scuole, con il programma che si chiama Erodoto e che ci porta nelle scuole superiori a trattare temi di geopolitica. È un programma di ampliamento dell'offerta formativa approvato dalla Regione del Veneto e quest'anno è l'8ª edizione. È un'esperienza molto bella, molto importante, che ci dà la possibilità di confrontarci con ragazzi di 18-19 anni sui temi dell'attualità geopolitica. Quest'anno abbiamo avuto la possibilità con noi abbiamo una quindicina di relatori che hanno svolto ruoli di direzione o di comando, che sono civili e militari, nelle aree di crisi internazionali. Abbiamo avuto la possibilità di contattare oltre 4.000 studenti e devo dire che questa è un'esperienza veramente interessante per noi, che da un lato ci conferma come questi ragazzi nella preparazione scolastica manchino di requisiti di base. Per esempio non si studia più la geografia, non si studia bene la storia, e quindi quando si parla di eventi come la guerra in Ucraina, il Medio Oriente, non hanno gli elementi di base per poter capire quello che succede attorno a noi. E quindi questa iniziativa è per noi un motivo di orgoglio, perché in tutte le occasioni siamo stati accolti molto positivamente e anche in alcuni casi abbiamo avuto anche la possibilità di stabilire un dibattito, soprattutto dove nella composizione delle classi ci sono ragazzi che vengono da varie parti nel mondo. Mi premeva dire queste cose, so che non ci sono solo i nostri associati, ma ci sono anche altri ospiti, ma credo che sia per tutti importante sapere quello che riusciamo a fare nelle scuole. Tra poco passerò la parola al Presidente Fontana e alla fine vorrei dire qualcosa sul prossimo evento che ha il titolo Vituperato Occidente. Anche questo sarà un tema secondo me molto attuale, credo che possa interessare tutti voi. Come tempi noi pensiamo di gestire la cosa in modo da concludere verso le 7 e dare anche la possibilità di intervenire con le domande. Lascio a te il compito di presentare i nostri ospiti e relatori.